ragazzi che hanno lottato. Noi siamo subito andati in vantaggio dopo pochi minuti, abbiamo raddoppiato, abbiamo triplicato, una partita che è scivolata fino alla fine. Onore a questi ragazzi che sono venuti a lottare, perché poi mi sembra che erano 15, per cui abbiamo fatto una discreta partita. Abbiamo riottenuto di nuovo quei famosi 3 punti che magari c'erano negli ultimi tempi con risultati un po' altalenanti, non eravamo più riusciti ad agguantare, anche se avevamo fatto una buona prestazione contro il Camara, anche se gli episodi un po' ci hanno un po' ammazzato, però rivincere è sempre bello e penso che questi ragazzi stanno facendo, al di là di ogni situazione, un grande campionato. Ho detto loro che mancano le ultime 3 partite, ci dobbiamo preparare sempre al meglio perché fino alla fine dobbiamo cercare di fare più punti possibili. Con un gruppo di ragazzi, la maggior parte 2008, 10 2008, 2007, 2006, 2005, hanno dato il massimo, li ringrazierò sempre per tutto quello che hanno fatto, senza pensare che abbiamo avuto anche degli infortuni con la Vardera che è stato fuori 4 mesi e passa, Cusumano che è stato fuori per 1 mese e mezzo, 2, Mustacciolo all'inizio del campionato, per cui giocatori importanti per la nostra squadra che non ce li siamo ritrovati, però insieme a questi ragazzini sono stati bravi a sostituirli, ora ce l'abbiamo di nuovo tutti dentro e dobbiamo fare l'ultimo allungo. Più punti facciamo, tiriamo una linea, se siamo arrivati lassù, non so che posizione potremmo arrivare, però penso che abbiamo fatto un grandissimo campionato a prescindere. Delle 3 partite che noi abbiamo perso in casa con San Vito, con il Montelepe e con lo Sciacca, pessimo fatto, non ti dico una vittoria e un pareggio, 4 punti, eravamo lì a ridosso della zona playoff.